Ancora un contagiato, ancora un vacanziere parte di una comitiva rientrata dalla Croazia. Sale il numero di microfocolai attivi nel territorio dell'ULSS 7 Pedemontana. Un contagio che ha fatto scattare immediatamente il protocollo di prevenzione con tamponi e isolamenti domiciliari. Presentava sintomi leggeri anche il nuovo contagiato, precisa la direzione dell'ULSS 7, un nuovo caso accertato che va ad aggiungersi ai microfocolai già attivi nel territorio. 10 ventenni rientrati ancora una volta dalla Croazia, che durante la vacanza avevano trascorso diverse serate in 3 discoteche del paese. I positivi rimangono fermi a 6, 4 giovani sono negativi. Un positivo rientrava da un viaggio in Spagna, 2 dai Balcani, è ricoverato all'ospedale di Sant'Orso, dove i pazienti positivi sono 2, una milanese con casa nel Vicentino, qui per qualche giorno con il marito. Una settimana cruciale quella che sta arrivando. Molti stanno organizzando le partenze, molti arriveranno nel Bassanese sull'altopiano per trascorrere giornate serene di ferie. Le raccomandazioni delle autorità sanitarie restano le stesse. Usate la mascherina, non mettetevi in condizione di potenziale pericolo, rispettate le regole di buona igiene che ormai dovrebbero essere diventate rituali e normali per tutti noi. Il coronavirus c'è e ha dimostrato di poter essere ancora pericoloso. Noi siamo i soli capaci, con intelligenza e attenzione, di arginarlo.